tre grandi criticità molto attuali perché in questa fase si prospettano grandi decisioni vincolanti per il futuro. La prima qual è? I problemi della città, perché una città senza abitanti e senza attività non esiste, per cui si continua a esorcizzare il problema che è stato incentivato e favorito l'esodo anche dagli enti pubblici di attività e di abitanti. Siamo arrivati ormai ai 60.000 abitanti, mentre enormemente non solo cresce il turismo, ma si spinge per farlo crescere come turismo di massa sempre di più. Dovremmo fare esattamente l'opposto, cioè dovremmo almeno bloccare i cambi d'uso degli appartamenti che ci sono ancora, perché se lasciamo libertà di trasformazione è ovvio che finché facciamo 10 case ne perdiamo 100 o anche 1000, e quindi di bloccare le trasformazioni ad uso turistico del patrimonio residenziale esistente e anche eventualmente costruire una parte di nuove edificazioni nelle poche aree periferiche rimaste libere e incentivare l'arrivo di nuove attività, cioè di attività che non siano ancora una volta turistiche, ma attività collegate al tipo di città, cioè ricerca, cioè applicazione collegata all'ambiente, al mare, alla laguna, all'evoluzione tecnologica e scientifica del nostro secolo, e su queste la città si può rilanciare. Problemi della popolazione che è in fase di diminuzione, ma problemi per le acque e per gli assetti della laguna. Sì, perché questa è l'unica città al mondo che realmente vive nell'acqua e dell'acqua. Cioè l'acqua non è un ostacolo, ma è l'ambiente stesso che legittima l'esistenza di questa città da 1000 anni, da oltre 1000 anni, ma diciamo dal periodo di consolidamento della città. Il problema è che noi stiamo perdendo un bene millenario come la laguna con ritmi accelerati e non solo non si affronta il problema, ma lo si aggrava ogni giorno di più, ovvero i canali e le grandi navi crescono di dimensione e, avendo già da un pezzo superato i limiti di compatibilità col porto, non si comincia a capire che le grandi petroliere e le grandi navi turistiche devono crearsi un avamporto fuori dalla laguna, perché i limiti di compatibilità con l'ambiente lagunare sono ampiamente superati. Cosa significa? Significa che dobbiamo agire in una situazione che con i grandi canali e le grandi bocche porta all'erosione e alla distruzione della morfologia e della vita biologica e complessiva di un ambiente lagunare che sta diventando un enorme vaso profondo, cioè braccio di mare. Non esiste più di fatto tutta la laguna centrale e un po' alla volta non esisterà neppure la laguna nord e la laguna sud, perché il processo è molto avanzato e bisogna agire, e agire significa denunciare la gravità del problema, significa affrontare il problema di riportare sedimenti in laguna e dal mare, che invece dal Mose verrebbero stoppati, in particolare dal Cavallino entrano ancora oggi parecchie quantità di sedimenti dal mare, ma possono arrivare anche dal retro, cioè dal Brenta, e agire contro il moto ondoso che mette in sospensione l'aramento del fondale con le vongole, che mette in sospensione i sedimenti che poi la marea porta fuori, portare all'esterno le grandi navi, le petroliere, e ridurre e non aumentare le sezioni alle bocche, che sono la causa principale del sconvolgimento e dell'uscita dei sedimenti con le grandi correnti provocate dal continuo ingrandimento della sezione alle bocche. Una città che si spopola dei suoi abitanti, ma che viene popolata quotidianamente da un turismo estremamente frequente e massiccio e anche articolato, con grandi problemi di trasporto e di mobilità, cose e merci. Sì, la verità però è che anche qui si continua a fare esattamente l'opposto di quello che bisognerebbe fare, cioè di fatto si sta lasciando andare il moto ondoso con tanto di commissari moltiplicati per anni e anni, il risultato zero, perché la connivenza in particolare con tassisti, parlo di turismo ancora una volta, è volutamente inesistente, ma anche perché si propettano progetti devastanti per l'ambiente e a servizio ancora una volta del turismo. La grande proposta, riproposta per l'ennesima volta,
dallo stesso sindaco di allora e dal nuovo sindaco, parlo di Bergamo e parlo di Orsoni, che in modo abbastanza chiaro stanno dicendo che loro sono favorevoli. E il terzo ragionamento è che anche il tram, per esempio, lo si vuole riportare a Piazzale Roma, cioè ancora una volta riportare tutto a Piazzale Roma e Canal Grande, aumentando l'intasamento e l'invivibilità dei trasporti per i residenti, perché il nostro problema sono residenti e pendolari, cioè che vengono tutti i giorni a lavorare a Venezia, e sono decine e decine di migliaia. Cosa fare? Noi abbiamo 3 o 4 cose, lo dico in modo molto sintetico ovviamente, da fare. Sono i battelli contro il motondoso, li conosciamo da un pezzo ma non se n'è fatto ancora uno. Secondo, far finalmente arrivare il sistema ferroviario metropolitano di superficie che ha una raggiera di binari che vengono da tutto l'Interland, non solo provinciale ma anche interprovinciale e interregionale, cioè abbiamo già tutti i binari pronti. E dal 92 stiamo aspettando il nuovo servizio che ogni 10 minuti dovrebbe portare qui tutti quelli che per vita tutti i giorni vengono a Venezia, e cioè stiamo aspettando da 18 anni che venga messo effettivamente in condizioni di funzionare al massimo il sistema ferroviario metropolitano regionale. E da ultimo, una volta arrivati qui in stazione con tutti i pendolari dalla direzione da Trieste a Udine, a Treviso, a Padova, a Adria, l'uscita laterale verso San Giobbe e verso la Scomenziera, Canale della Giudecca, di tutti i pendolari che non hanno bisogno di andare in Canal Grande e che in questa maniera potrebbero arrivare prima alla propria destinazione senza ulteriormente intasare i flussi sul Canal Grande. E il quarto argomento è la questione politica, cioè di autorità politiche che abbiano la capacità di interpretare queste necessità. Com'è il quadro oggi? Il quadro secondo me è molto preoccupante, perché non solo queste cose che ho ricordato non sono così all'attenzione come necessità di una svolta drastica nelle decisioni a servizio della città e non del turismo e delle rendite e delle speculazioni, ma anche perché si rischia di fare ancora una volta il contrario, cioè ad esempio la proposta che il ministro Brunetta, appena bocciato come sindaco e rilanciato dal governo come plenipotenziario su Venezia, e la cosa è un po' assurda per non dire altre parole, ripropone la modifica di una legge speciale che ha ancora adesso dei principi fondamentali validissimi, cioè il riequilibrio della città e della laguna, solo non attuati perché si è fatto il contrario fino ad oggi. Allora invece di cambiare linea nella gestione della legge si vuole cambiare la legge, cioè invece di tenere il buono e applicarlo finalmente si chiede di cambiare i dettami di legge. Non sono questi i problemi, cioè si vuole fare una legge per la gestione del Mose, mentre in realtà andrebbe, si è ancora in tempo, modificato con varianti in corso d'opera l'attuale completamento del Mose. Si vuole fare la sublagunare, si vogliono cambiare le norme di gestione delle bonifiche, e invece quello che si dovrebbe questa città è applicare la legge speciale, dando i finanziamenti per la manutenzione, applicando le norme per riequilibrare la laguna, ripopolando la città di attività e di popolazione e dando respiro ai trasporti e alla mobilità a servizio della città e dei pendolari e non dei turisti.